Giuseppe Cherubin della Regione Veneto, la carta ittica, un documento importante, vorrei quasi dire fondamentale per partire e per programmare un futuro sostenibile per l'ittica e per la peschicoltura del Veneto. Certo, la carta ittica è lo strumento di pianificazione di settore che si occupa di pesca professionale, acquacultura, anche pesca dilettantistico-sportiva, ed è il primo strumento di questo tipo a livello regionale dopo il passaggio delle competenze dalle province alla regione. Oggi la regione ha centrato su di sé tutte le funzioni in materia di pesca professionale e acquacultura e quindi questo strumento è importantissimo per dare rilancio e sviluppo al settore. Abbiamo fatto un iter complesso e lungo, abbiamo lavorato tantissimo insieme alle organizzazioni professionali di categoria. Lo strumento è stato seguito dalla procedura di valutazione ambientale strategica e nei prossimi giorni, in questo mese, saranno approvato per entrare in vigore nell'autunno e quindi diventare appunto la linea guida per i prossimi anni di sviluppo del settore.